4.400.000 € sul tavolo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che così rilancia per il salvataggio della Idea Standard di Orcenico di Zoppola e soprattutto per i quasi 500 posti di lavoro. Un incontro decisivo quello di ieri a Roma. Gli assessori regionali al lavoro di Friuli Venezia Giulia, Lazio e Veneto hanno incontrato il ministro del lavoro Enrico Giovannini per non chiudere Orcenico, ma nemmeno Trichiana nel Bellunese e Roccasecca nel Lazio. Stiamo lavorando su questo perché le condizioni ci sono, con gli interventi che il Friuli Venezia Giulia ha messo sul tavolo, su discussioni che ne stiamo parlando insieme col sindacato da 1 anno e mezzo. Finalmente ci sono questi finanziamenti che la Regione può mettere e che quindi abbasserebbe di molto, renderebbe addirittura lo stabilimento più competitivo degli altri 2 stabilimenti italiani. Oltre agli investimenti finanziari che serviranno anche a rendere competitivo lo stabilimento pordenonese abbattendo il costo per pezzo lavorato a 53 €, sindacati e regioni chiedono al gruppo Idea Standard di condividere l'utilizzo della cassa integrazione in deroga per tutto il primo semestre del 2014 e per tutti i lavoratori del gruppo Idea Standard, e per questo per realizzare un piano di rilancio che tuteli l'occupazione nei 3 stabilimenti in questione. Ma non è finita qui. Martedì 22 ci sarà un altro incontro con i nazionali, i ministeri e le regioni per cominciare a gettare le basi per un piano industriale che porta in avanti i tre stabilimenti. La presidente friulana Serracchiani, che ha inviato una lettera ai colleghi di Veneto e Lazio, spera che questo sia solo il primo passo per scongiurare la chiusura anche di uno solo dei 3 siti industriali. Un'azione importante che ha visto seduti allo stesso tavolo sindacati e istituzioni, che in questo caso hanno fatto fronte comune per individuare una prospettiva industriale e mantenere aperti i 3 stabilimenti.